Radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Potere al Popolo. Certo, ma io vado in onda, non sono mica la boccia, io ci vado in onda, non ho paura, no, ditemi quello che volete, fatemi le domande che volete, tanto non vi rispondo, non c'è problema, io mi avvalgo della facoltà di essere scemo. Che ridere! Ma sa cosa veramente? Eravate lì anche voi ad aspettare la boccia ieri su Rete 4, la Berlinguer ha cominciato a usare il condizionale facendo dei discorsi strani, cioè. E alla fine niente, è arrivato il solito scrittore, sono andati avanti a sparare cazzate per mezz'ora, niente boccia. Taratata, incazzata nera la Berlinguer. E poi è inutile che mi date ragione, cioè, ma certo che ho ragione. Caso boccia, cavallo di Troia, mai fu trovata definizione tanto calzante e precisa. Nel senso pulito del termine, voi capite sempre male. È vero, la boccia è un cavallo di Troia della sinistra, magari lei non vorrebbe, però è quello che sta portando avanti e secondo me ma l'assumono in qualche ufficio stampa della sinistra di sicuro. Tu dici segretamente, togliendo gli occhiali. È vero. Buon pomeriggio, sono Sammy Varin, questa è Potere al Popolo. Siamo in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15, minuto più, minuto meno. Siamo in replica all'alba dalle 5:30 alle 7:30 del mattino. C'è di nuovo Sammy Varin, ma soprattutto ringrazio gli amici che hanno scoperto Radio Libertà in televisione. Siamo sul canale 252, anche in video se avete lo Smart TV. Chi ci ha scoperto nella banda DAB dell'autoradio, sempre più auto hanno la banda DAB, tutte quelle recenti, ma soprattutto la gente comincia a schiacciare i bottoncini dopo un po', e per fortuna, e scoprite che non c'è solo la banda FM, ma oltre alla vecchissima banda AM, che non so se tutte le autoradio hanno ancora, io ci giro ancora in AM perché qualche radio libera c'è in AM, c'è la banda DAB. La banda DAB dell'autoradio è quella digitale che si sente da Dio, ma soprattutto senza disturbi. Cercate nella banda DAB dell'autoradio Radio Libertà. Siamo in tutta Italia, da Milano a Palermo, non ci perdete mai o quasi, ma soprattutto, signori, siamo tutti in ordine alfabetico, non ci sono più le frequenze nella banda DAB, cercate Radio Libertà in ordine alfabetico, saltiamo fuori e ci portate dove volete. Grazie anche a chi ha scoperto il sito di Radio Libertà, www.radiolibertà.net. Tra poco ne parliamo con il coordinatore, un sito di controinformazione che la dice giusta su tante argomentazioni in modo diverso rispetto agli altri, ma un sito sul quale potete ascoltare e vedere la nostra radio. Addirittura ci potete aiutare frin-fron economicamente attraverso il conto corrente postale o attraverso un bonifico tranquillamente anche solo di 5 euro. Insomma, una potente controinformazione, quella di Radio Libertà, che si avvale storicamente anche di voi ascoltatori al telefono. Come fare per entrare in diretta con Sammy Varin, per dire il vostro pensiero senza avere paura di nulla, che tanto non succede niente perché io non vi contraddico quasi mai? Chiamando 0292 94 7222, il nostro centralone 0292 94 7222, oppure inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 340 6709 659. Grazie a chi si sta sintonizzando in questi minuti approfittando della pausa pranzo, come Mary, ben trovata Mary, e grazie naturalmente a chi mi segue la mattina all'alba. Per tenersi sveglio ci vuole il Sammy Varin. Di cosa parleremo quest'oggi? Di tutto e di più, di quello che sta succedendo certo in America. Ormai ha vinto la Harris, basta, non facciamo neanche le elezioni. Perché
Perché questa chiacchierata Trump-Harris? Pare che la Harris con i suoi sorrisetti continuava a ridere. Cazzo ridi, con la storia che gli immigrati mangiano cani e gatti? Non è vero, non è vero. Ma chi l'ha detto che non è vero che gli immigrati mangiano cani e gatti? Succedeva qua in Italia, Monfalcone, in quella zona, ricordo come fosse ieri, non cani e gatti ma anatroccoli, certo, ce n'erano troppi a quanto pare e ne hanno fatti fuori un po' facendoli alla griglia. Non è vero, non è vero. E adesso arriva il fact checking, basta che dice una cosa e subito, ma ce l'ho qualche amica piddina che ogni tanto mi fa il fact checking anche su me stesso, mi dicono Sammy Varin, tu non esisti, non è vero, non ci sei, dici balle e non esisti neanche tu. Se dici balle, troppe balle, basta, ti cancelliamo. Santa polenta. Volete la buona notizia? La buona notizia c'è, è appena uscita, abbiamo il candidato. Vai, 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 Bucci, 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 Bucci. E dai, grandissimo sindaco in quelle di Genova, abbiamo il candidato per la regione Liguria. È Bucci, attuale sindaco di Genova del centrodestra, minimo. Il 27 e 28 ottobre siamo pronti a vincere in Liguria con il nostro candidato Bucci. Volete altro? E avremo anche altro, certo. Il tempo, come al solito, della canzone indipendente. Io ogni mezz'ora mando in onda un artista indipendente e oggi ne intervisto anche uno, anzi una, che si chiama Sara Naldi dalla provincia di Cuneo, ma arriverà alle 14.30. Subito invece ti odio perché non ti odio davvero. Mi piace questa meditazione molto giovanilistica, ma alla fine rende quello che pensiamo molte volte anche noi. Certo, se mi derubi, io prendo il SUV, ti rincorro e ti metto sotto e mi riprendo la mia borsa. Ma questa canzone di Bones che arriva dalla Sicilia è bella carina. Ti odio perché non ti odio davvero. Bones!
E si lascia canticchiare questa canzone. Lei fa un po' paura, ma solo nella foto di questa canzone. È una bellissima ragazza giovane che canta Ti odio perché non ti odio davvero. Si chiama Bones, arriva dalla Sicilia, è electro vintage, spolverato di swing per noi grandicelli e anche per voi ascoltatori che siete nella media, gli ascoltatori grandicelli di Radio Libertà. Questa è musica che non trovate facilmente sulle altre reti, ve lo dico senza peli sulla lingua. Avete peli sulla lingua, che schifo. Quella che gira nella trasmissione di Sammy Varin dalle 13 alle 15, in replica dalle 5:30 alle 7:30, è musica indipendente, sono artisti quasi sempre sconosciuti a livello nazionale ma molto conosciuti nella loro zona. Molto spesso fanno un successo incredibile ma solo localmente. Perché? Perché le radio, quelle importanti, quelle fighe blasonate, non li trasmettono, non li fanno conoscere. Perché non li trasmettono, non li fanno conoscere? Perché non pagano, sto facendo il cenno, pagano, capisci? E non tutti hanno 10.000 euro per pagare i passaggi su una radio importante, per cui rimangono poco conosciuti, ma ci sono dei pezzi che davvero meritano di essere ascoltati e io ve li propongo. Intanto apriamo anche le linee allo 0292947222 o al WhatsApp 3406709659. Tra poco arriva Beppe per parlarci delle ultime notizie dal nostro sito. Saluto la bisnonna Mary, che da quando esistete io esisto. Oh, grazie bisnonna, assolutamente sì, facciamo squadra con le bisnonne. Viva le bisnonne! Chi c'è in linea? Sentiamola. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Là. Allora, oggi io non parlo della boccia perché non mi interessa per niente, senza che lei si offenda. No, perché quella querela poi, non si deve offendere la boccia. Era un boccio, sì, ma una boccia no. Allora, le do una notizia europea. Signor Sammy, gli inglesi hanno bisogno di avvicinarsi all'Europa. E allora cosa fanno? Perché è iniziato il reset nelle relazioni tra Regno Unito e Unione Europea. Il primo passo dal nuovo trattato bilaterale tra Londra e Berlino, da definire e firmare entro il 31 dicembre di quest'anno 2024. Questa, signor Sammy, è la roadmap tracciata dal neo premier britannico Keir Starmer e dal cancelliere tedesco Olaf, mi sembra, Scholz, no? Sì. Starmer ha vinto le elezioni del 4 luglio, mi sembra, anche grazie alle promesse fatte ai moderati di non toccare la Brexit. La sensazione è, signor Sammy, mi sembra che Starmer e Scholz abbiano deciso di iniziare un percorso che verrà influenzato dall'esito delle presidenziali americane in novembre. Se Trump e gli ultraconservatori USA, indirettamente ispiratori della Brexit, verranno sconfitti, il riavvicinamento di Londra all'UE avverrà a marce forzate, secondo me. Del resto, manco 2 mesi fa i laburisti hanno promesso il Regno Unito sarà di nuovo una nazione leader in Europa. Come, signor Sammy, sotto quale veste? Punto di domanda. Gli eventi interni e internazionali lo determineranno. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. E come sempre grazie ai nostri ascoltatori che sono troppo avanti, addirittura quasi si è arrivata prima del sito di Repubblica che ha messo in pagina adesso che ti ha sentito. Brexit, Londra annuncia date e costi dell'ETA, ecco cosa bisognerà fare per entrare nel Regno Unito da turisti e ci vorrà il permessino ma sì, vedrai, facciamola facile per favore, perché prima di morire magari mi piacerebbe fare ancora un giro a Londra. Buon pomeriggio da Sammy Varin, buon pomeriggio con la nostra controinformazione, ma a proposito di controinformazione, lui la rappresenta in toto perché coordina il sito di Radio Libertà che è pura controinformazione. Grazie per essere con noi. Beppe Braga, ciao! Eccoci qua. Allora, bene, anche tu con in mano un libro e non voglio sapere che libro hai in mano. È pazzesca sta, ma cosa ci ha fatto avere tutta la sua produzione
introduzione, ne ha fatto solo uno, il libro della Slime, tutti con in mano il libro della Slime, eppure è ancora presto per accendere il camino. Calma Slime, potevi aspettare a farcelo avere il tuo libro. Fatto sta, vabbè, lo teniamo lì quando inizia a fare freddo. Che cosa bolle in pentola oggi sul libro? Perché qualcosa sul libro, sul sito, curatemi, qualcosa mi dice che si parla del duello Trump-Harris. Ma allora sti immigrati mangiano i gatti e i cani oppure no? Guarda che li mangiano. Chi il fact checking ha detto che non è vero? Li mangiano, e come? Siamo tutti qui a guardare che cosa hanno in bocca gli immigrati a Springfield. A Springfield, siamo a posto. Cosa si muove? Racconta. Allora, Peppe. si muove questo. Questa cosa degli immigrati non è vera ed è stata smentita. Non è vero che non è vero, io non sono d'accordo. No, esatto. Per me li mangiano. Però sai, il fact checking poi è anche una di quelle cose che viene orientata sempre un pochino come pare a qualcuno, no? Perché andiamo al debate, no? Al dibattito che c'è stato questa notte, ora italiana, fra Donald Trump e Kamala Harris, no? È attesissimo. Allora, bisogna dire che, come commenta il nostro direttore Giovanni Sallusti questa mattina in apertura di giornale, che il dibattito è andato sostanzialmente pari. È stato un sostanziale pareggio, perché e soprattutto non è stato uno spartiacque. A volte i dibattiti in qualche maniera influenzano fortemente l'andamento poi delle elezioni. Questo non è stato il caso, ecco. Ognuno dei due candidati ha sostanzialmente consolidato la sua presa sul proprio elettorato di riferimento, essenzialmente è andata così. Però c'è un'ottima notizia per Trump, che in questo pareggio una cosa che sono stati i nostri giornaloni italiani. Vorremmo dire a Trump che è un'ottima notizia, perché i nostri giornali italiani, grandi siti, giornali, Repubblica, La Stampa e anche il Corriere della Sera, si sono sperticati dando una vittoria nettissima a Kamala Harris. E questa è un'ottima notizia, perché chi conciona normalmente non ci tende a non capirci niente, perché fa un po' di confusione, no? Fra tutta la folla ideologica italiana, al massimo europea, con invece la mentalità americana, che invece non può essere comparata. La realtà l'analisi della realtà americana è un'altra cosa, no? Per di più i giornali nostri, dalla nostra parte, sono fortemente condizionati da un pregiudizio nei confronti di Donald Trump, il che vuol dire che porta fortuna a Trump. Ma cosa dici mai? Pregiudizio verso Donald Trump, no, signori. In pochi hanno osato scrivere che tuttavia sì, è stato un incontro bello, ma difficilmente potrà cambiare le sorti delle elezioni questo incontro. Insomma, si capisce chi vincerà, ma no, non si può dire ha vinto la Harris, vince la Harris sicuramente. C'è da dire che la Harris è andata meglio del previsto, no? Perché ha ritrovato un po' il piglio di quando faceva il procuratore, e quindi non si è limitata a difendere, ha attaccato, ha fatto... E soprattutto c'ha sempre quel sorrisetto, quel sorriso, non esatto. poteva controbattere mentre parlava, ma col suo sorrisetto lo faceva incazzare. Ma infatti il suo punto negativo invece è stato l'atteggiamento che ha avuto nei confronti del dibattito stesso, non soltanto di Trump, perché ogni volta che Trump parlava, no, ha riempito lo schermo con i suoi sorrisetti, le espressioni, no, le faccette, questo eccesso di un po' irrisorio, no, questo eccesso di sarcasmo che intanto non è proprio di un aspirante presidente degli Stati Uniti, e non è un profilo presidenziale proprio ortodosso, e soprattutto non è proprio la mossa ideale per convincere l'elettorato degli indecisi, no? Quello degli swing states. Mentre invece il punto a favore di Trump è la sua aderenza, la sua adesione alla realtà, no? Che è sempre stato, come aveva sempre considerato, è sempre stato il suo punto di forza, no? Il fatto di cercare di rispondere alle istanze concrete della società americana che poi lui rappresenta, ed è questa la sua vera chance di vincere. Infatti è stato forte quando ha chiamato Kamala la zarina dell'immigrazione, no? Ricordando che il suo vero dossier, quello che gli era stato messo in mano dal presidente Biden, che è quello sull'immigrazione, è quello che è stato ha rappresentato una delle politiche più fallimentari della presidenza Biden, no? In quanto i confini a sud, in particolare appunto quelli con il Messico, sono diventati un colabrodo attraverso il quale passava addirittura Uber, e con delle strade praticamente dedicate al passaggio dell'immigrazione clandestina.
cosa che fra l'altro non piace agli immigrati regolari, che infatti sono vicini a Trump perché non vogliono altra gente intorno, no? Ho già sentita Tra le questa altre storia, cose, signori, la sento cioè. anche qua in Italia, che continuano ad arrivare e tutto questo è proprio una cosa che rovina la vita anche a chi vive onestamente, prima di tutto perché viene guardato male dalla gente, cioè sembri sempre perché c'hai la pelle scura, perché sei un immigrato e allora cosa vuol dire? Sono mica un picchiatore, un violentatore, sto lavorando onestamente. E poi perché il welfare ne risente, chiunque arriva nel nostro paese diventa oggetto di tutte le cure che il nostro welfare mai ti possa dare. Il tuo comune dà tutti i soldi che può a te e alla tua famiglia, caro immigrato, togliendoli magari a qualcun altro che avrebbe bisogno. Non per quello con la pelle nera e magari anche con la pelle un po' più bianca. Chiudo la parentesi, scusa, ma mi è scappata. E sta di fatto che Trump, quando sta alla larga dalla sua stessa caricatura, tipo quella con l'uscita infelice sugli immigrati che mangiano i cani e i gatti, e diventa molto forte, soprattutto sul piano economico. Quando un altro punto forte è stato quando ha smascherato l'ipocrisia di Kamala, che si è professata come portatrice dei valori della classe media americana, quando invece l'amministrazione Biden, di cui lei è tuttora vicepresidente, no, ha seriamente danneggiato proprio la classe media, no, portando i costi alle stelle, un'inflazione molto alta, un aumento delle tasse. Ecco, bisogna dire che oltretutto Trump, come la scrittrice Ann Coulter, che è una scrittrice di impostazione conservatrice, ma comunque un outsider, no, è eterodossa, ecco, rispetto al pensiero conservatore, e ha dichiarato che Trump ha tenuto un dibattito contro 3 candidati, in realtà, contro 3 avversari, diciamo contro È 3 vero. democratici, e gli altri 2 erano i commentatori dell'ABC che dovevano fare i moderatori, e in realtà hanno gestito le cose in maniera a dir poco partigiana, perché tutto il fact checking è stato dedicato a lui, mentre invece nessuno ha detto niente quando lei ha dichiarato falsamente che il ritiro disastroso dall'Afghanistan, che è stata una delle prime mosse catastrofiche dell'amministrazione Biden, era stato fatto sulla falsariga di un programma di Trump, cosa non vera, no? E allo stesso modo quando Kamala ha accusato Trump di avere elogiato i neonazisti e i suprematisti bianchi in più occasioni, anche questa cosa, lo stesso fact checking passato al tempo di stampo democratico, cioè vicino perlomeno ai Dem, ha smentito che questo fosse mai avvenuto. E in tutto questo però i moderatori dell'ABC sono rimasti zitti, mentre invece È sono strano. immediatamente attaccati. Questo è un fact checking un po' pidino, veramente. Ti fa pensare anche qua in Italia a tante situazioni di comunicazione che vengono elogiate, ingigantite, eccetera. E da chi? Capite? E questo è il motivo per cui alla fine, quando Repubblica dice che lo sguardo della Harris sul futuro batte l'America First di Trump, no, questa è la Stampa in realtà, scusa, Repubblica Più o invece meno. dice Harris vince il duello TV e mette Trump nell'angolo. Nell'angolo in realtà non c'è andato nessuno dei due, e anzi quando loro tirano la volata in questa maniera, non rispettando non solo la realtà ma anche il buon senso di quello che si guarda, in realtà quello che stanno facendo è un favore a Trump, perché visto che loro si sbagliano sempre, significa che Trump ha buone chance. Te capì, signori, questo è il sito di Radio Libertà, abbiamo ancora 2 minuti, cos'altro bolle in Molto pentola? rapidamente andate a leggervi la rubrica di Giuliano Zulin, Ragioniamoci sopra, che è la nostra rubrica settimanale che si occupa di autonomia differenziata. È molto interessante perché non solo fa 4 conti sulle pensioni, mostrando che nella mappa regionale ci sono 8 regioni che creano da sole un buco di 60 miliardi, ma soprattutto si dedica agli slogan, è questo che ci ha dato il titolo, gli 8 slogan che la sinistra utilizza e ripete continuamente per dimostrare o comunque insistere sul fatto che l'autonomia differenziata non va bene,
e sono smontati uno per uno, sono tutti falsi essenzialmente, quindi sono sempre quei fact checking che uno dice ma allora ci pigliano per il culo. E questo è il fact checking che fa il nostro Giuliano Zulin, ottimo e come sempre estremamente puntuale nell'analisi di tutto quello che capita intorno all'autonomia differenziata di cui lui è oggettivamente un esperto. Andatevelo a leggere. Sì, ragazzi, anche perché questo vi permette di avere la risposta pronta quando vi trovate al bar o dal parrucchiere, che fu costui, o dal giornalaio con i vostri amici e parenti e magari qualcuno vi parla male di questa autonomia. Almeno fatecela provare l'autonomia, fatecela gustare almeno una volta. No, non vogliono neppure questo. Qui ci fermiamo ringraziando Beppe Braga, grazie per essere con noi. Sul sito radiolibertà.net, oltre alle nostre trasmissioni, ci sono controinformazioni potentissime. Allora grazie a voi e grazie Sammy, a domani. Grazie qui, grazie là, grazie su, grazie giù, e noi ci fermiamo solo per qualche minuto con il Qui Parlamento. Adesso abbiamo ricominciato a lavorare in Parlamento, ieri alla Camera, oggi al Senato, quindi ci sono registrazioni nuove, gustose su argomenti di oggi, ma subito dopo arriva la canzone indipendente. Ben sapete che ogni mezz'ora io ne trasmetto una assolutamente sconosciuta, toccherà a un artista che si chiama Inciso. Qui Parlamento. Grazie Presidente e grazie signor Sottosegretario. La proposta di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre del 2019. Il provvedimento, già approvato in prima lettura dal Senato il 9 maggio 2023, ricalca il modello di analoghi accordi di cooperazione in materia di difesa. Il suo scopo è fornire una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, inducendo altresì effetti positivi indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi. A riguardo è opportuno ricordare che il Ghana conta oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani, e occupa un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. Ex colonia britannica, il paese, primo tra le nazioni dell'Africa subsahariana, ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1957, entrando da allora a far parte del Commonwealth. È una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell'industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo, membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità Economica degli Stati dell'Africa occidentale. Il Ghana risulta essere tra i principali fornitori africani di truppe per le operazioni di peacekeeping nelle Nazioni Unite. Venendo al merito dell'accordo, che consta di un preambolo di 16 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate, individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, cioè in particolare lo sviluppo e l'aggiornamento della politica della difesa, la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione, la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività che minacciano la sicurezza dei mari, lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite. I Ministeri della Difesa delle due parti sono indicate quali autorità competenti per l'attuazione dell'accordo, mentre tra le aree di cooperazione vengono annoverati i settori di supporto ad iniziative commerciali connesse a materiali e servizi per la difesa, formazione delle forze armate e della sanità militare e le delegazioni militari. I successivi articoli disciplinano l'organizzazione delle attività addestrative, la cooperazione del settore degli equipaggiamenti militari, anche con accordi tra i due governi, e gli aspetti finanziari e quelli giurisdizionali. Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati dalla parte ospitante, la regolazione dell'ingresso e della permanenza reciproca di personale, i requisiti sanitari, le condizioni di cessazione anticipata dei programmi di scambio e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate. L'accordo definisce infine la modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative e i termini per la sua entrata in vigore e per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità
di emendarne i contenuti. Quanto al disegno di legge di ratifica, si compone di 5 articoli. In particolare l'articolo 3 quantifica gli oneri in 4.876 euro ad anni alterni, quindi un finanziamento assolutamente modesto, a decorrere dal 2023, imputabile alle spese di missione per lo svolgimento delle visite ufficiali degli incontri operativi previsti. L'articolo 4. Qui Parlamento. Uno splendido gatto bianco nel video di Soltanto ad una finestra da qui. Si chiama Inciso, il giovanissimo che canta questo pezzo veramente orecchiabile, ma soprattutto il video, grazie ai nostri registi che lo hanno trasmesso. Il video vede questo gatto bianco splendido con dietro una ballerina e pensate, questa è una canzone che è dedicata ai gatti del condomicio che si trova a Novate Milanese nell'Interland di Milano, mentre l'artista è siciliano. Ma guarda che robe pazzesche. Lo voglio intervistare prossimamente. Inciso, ti vogliamo in studio con gatto e ballerina soltanto ad una finestra da qui. Cercate su YouTube il video, ne vale veramente la pena. Povero gattino bianco. E pensare che a Springfield se li mangiano i gatti, accidenti. Ma è vera sta cosa? Ma è vero? Io adesso fatemi sentire, voglio sentire quel minuto in cui Trump dice che gli immigrati a Springfield mangiano i cani e i gatti domestici e il fact checking ha detto di no, e invece io dico di sì. Senti qua, senti un minuto, senti. Showing them in a different light.
So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. That's because people want to take their country back. Our country is being lost. We're a failing nation. And it happened 3.5 years ago. And what's going on here, you're going to end up in World War III, just to go into another subject. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets. Cioè questa of the se la people ride, that- capisci? Non si può essere seri con la Harris perché fa tutte quelle faccine e ride mentre uno è serio. E io ci credo invece che gli immigrati a Springfield se li mangiano i cani e i gatti. Io ci credo perché è successo anche qua in Italia. Molto spesso si mangiano animali domestici o comunque si prendono la capretta e se la scuoiano sul marciapiede. Cioè, sapete i vari riti che usano gli amici musulmani e non si può dire niente. Assolutamente il giorno del sacrificio lasciali sacrificare. Tacciamo di infinite cose, ma c'è il fact-checking piddino. C'hanno ragione soltanto loro, signori. Fa venire veramente l'orticaria. Dai, riapriamo le linee. Chi vuole parlare con me? Chiamatemi, lo sapete, amici. Radio Libertà, siamo l'ultima radio ancora libera. Entrate in onda e dite la vostra su qualunque argomento chiamando 0292 94 7222 o inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. È vero. Allora, Mary, sei nonna o non sei nonna? Abbiamo scoperto che ci sono due Mary che ascoltano Sammy Varin. Mary Susan, che non è bisnonna, ma una Mary che è anche bisnonna. Il bello di essere Mary, tante Mary, troppe Mary. Ciao Sammy, le persone che ti ridono in faccia mentre parli, la me sta sui coglioni, è vero Luca? E questa, però d'altronde, secondo me ha capito che c'ha questa risata contagiosa. Secondo me prossimamente si sbellicherà dalle risate, più o meno come ha fatto mentre Trump parlava seriamente che questi immigrati a Springfield si mangiano i cani e i gatti e lei se la rideva. Ma guarda un po', abbiamo capito come fanno quelli del PD, chiaramente, quando ci parlano insieme ci prendono per scemi, ci pigliano per il culo e poi ci mandano dallo psicologo pagato da loro. Bravi. Luca da Bologna, bravo Luca. Sapete cosa mi scrive? Mi scrive: ultimamente le cantanti, tra virgolette, Elodie, Big Mama, Angelina Mango, eccetera, non possono fare a meno di mostrare il culo durante le loro esibizioni. Quindi se non hai le chiappe scoperte la voce non esce. Spiritoso Luca di Bologna. Però è vero, insomma, poi finché lo mostra Elodie o Angelina Mango, ma Big Mama, e ne ha fatto anche di peggio che mostrare il culo. Va da gusti, ragazzi, va da gusti, si scherza Big Mama, adesso si immagini con tutte le problematiche che si hanno nella vita, ci manca il Sammy Varin che ha qualcosa da dire sull'aspetto fisico di Big Mama, ma mi guardo io, mi viene da vomitare. 0292947222, chi vuole parlare? Pronto? Pronto, ciao Sammy, sono Antonio da Ciao Antonio. Venezia, sono un po' in cerca. Niente, io non mi guardo neanche perché sono anche un po' messo un po' con le bombe, diciamo. Niente, volevo dire soltanto, vedi la differenza che ho visto tra gli Stati Uniti e l'Italia, non è per criticare, per carità, paese bellissimo, però sono stato un po' di tempo perché il papà era di origine statunitense e niente, e guarda, diciamo in 15 minuti trovavo lavoro, cioè la differenza da là a qua è abissale e se uno vuole ci puoi vivere se uno vuole, perché non devi fare pazzie, ma io guarda, ti dico, era qualche anno fa, però magari ci sarà la povertà, tutto quanto, però lavori, ti sposti di stato, vai su un altro stato e cerchi.
Qua invece è tanto difficile trovare perché là qualsiasi età ti danno qualcosa da lavorare, dico, senza aver bisogno di nessuno, perché è una vittoria. Per quello io cerco lo stesso assiduamente adesso con mio amico in furgone, e se c'è qualcuno che ha una fattoria, qualcosa che può dare un po' di lavoro, qualcosa, noi siamo in 2 con il furgone, magari ci parcheggiamo e lavoriamo. Avete capito? Grazie carissimo. Se qualcuno ha una fattoria, se avete bisogno di 4 mani per tirar su, anzi tirar giù la frutta, eccetera, è la vendemmia, fatevi avanti, perché il nostro ascoltatore ha bisogno di una mano per sopravvivere. Beh, noi volevamo fare le macro regioni in Italia, e sarebbe stata una cosa molto simile. Non trovi lavoro al nord, vai al centro, vai al sud, ci sono altre legislazioni e ci sono delle condizioni migliori, eccetera, e ci stiamo provando ancora adesso, ci stiamo provando. Intanto, mentre io parlo, accadono cose, signori, e dal Regno Unito ne parlavamo prima con la nostra ascoltatrice, che ha anticipato anche il sito del Corriere. Pazzesco, siete troppo avanti. Dal Regno Unito arriva il visto a pagamento obbligatorio per i viaggiatori europei, anche per il solo scalo. Quanto costa e come funziona? Ma sì, ma ce l'abbiamo anche per andare in Egitto, il visto. Ma va bene, quanto volete? Barboni, straccioni, pezzenti, 100 euro, ti do 100 euro. Questa è la novità, per andare in Inghilterra ci vorrà il visto a pagamento obbligatorio, anche se fate scalo. Siete un po' barboni davvero, però va bene, è necessario per visitare Londra e tutto il paese. Una procedura simile a quella per poter volare negli Stati Uniti e anche in altre zone. Mi piace, va bene. Ma poi stop ai bonus, ma meno tasse per chi ha figli, ragazzi. CQ, il cantiere della manovra. Pronto? La manovra cambia stipendi e pensioni. Il governo è al lavoro su questa nuova legge di bilancio. Confermate le misure su lavoro e fisco, in forse il bonus mamme, stop a quota 41, costa troppo. Il ministro Giorgetti dice le risorse sono poche. Questi sono i boatos che ci arrivano dalle agenzie, ma ci piace soprattutto meno tasse per chi ha figli. E chissà mai che ne facciamo ancora qualcuno. Chi c'è in linea? Pronto? Alberto da Varese, buongiorno Sammy. Uela. Io volevo intervenire parlando di quello che è successo in Germania, le elezioni regionali, adesso non so come si chiamano, dei Land tedeschi, dove vedendo Scholz, mi viene un po' di vomito a vederlo, annunciava agli strali, oddio, le destre stanno per vincere, stiamo attenti, qui là ha preso 6%, 7%, ma la cosa che fa specie è che non si danno, cioè dicono oddio vincono quelli di destra, ma tu che cosa hai fatto per far sì che questo non avvenisse? Poi buttano fuori 29 immigrati, 28 immigrati che probabilmente verranno qui in Italia da noi, perché da noi c'è tanto posto, ma sta gente è proprio convinti che siano tutti scemi, cioè basta fare un'operazione di facciata. Questi hanno 8.900, come si chiama, 8.900 aggressioni all'anno da parte di gente con i coltelli. Da noi mi auguro che non manchi poco, ma prima o poi capiterà anche qua. Magari al prossimo turno toccherà governare a quelli che sono un pochettino più seri e che ci tengono ai paesi dove vivono. Basta, senti sempre operazioni di facciata, no ma integriamo, no ma non esistono i ragazzi cattivi, vedi, e no, purtroppo esistono i ragazzi cattivi. Per caso c'hanno tutti un certo colore, marroncino, perché se vogliamo chiamare le cose col loro nome, ragazzi, 60-70% della delinquenza arriva da lì. Poi benvenutissimi le persone che vengono a lavorare, ci danno una mano, malvenuti al 100% e buttiamoli fuori subito quelli che si comportano male, senza se e senza ma. Grazie e ascolto per radio. Grazie, cosa aggiungere? Hai detto tutto quanto tu, è tutto vero, è chiaro, l'Europa si sta guardando intorno e dice ma che cacchio, ma che gente sta arrivando, e ce li rimanda indietro. E noi cosa facciamo? Guarda un po' lì, i sindaci PD si inventano la cittadinanza onoraria per i figli di immigrati. Lo sapete, loro ragionano proprio con lo stampino, ne abbiamo passato
stati a Torino, a Milano, poi a Brescia, adesso a Firenze. Il sindaco di Firenze regala la cittadinanza farlocca ai figli degli immigrati, così tanto per illuderli. Tanto non cambia assolutamente niente se è la cittadinanza italiana, no? Però illudi la gente, allora ne arrivano ancora di più, e quelli cacciati dalla Germania, perché ogni tanto ne arriva anche qualcuno che non ha specializzazione, e giustamente la Germania dice no, se vieni qui per delinquere, per picchiare, per violentare, non sai lavorare, ti rimando indietro. E dove li rimanda indietro? Da dove sono arrivati? Da noi! E noi ci becchiamo tutta la feccia, quelli che non sanno lavorare, non hanno nessuna cultura, e giustamente che fanno per vivere? Picchiano, violentano, rubano, ma noi poi prendiamo il SUV, li rincorriamo e li tiriamo sotto per riprenderci la borsetta. Chiaramente cosa che non bisogna fare, è sbagliatissima, ma rappresenta una situazione che è ormai diventata insostenibile, cioè è fuori controllo la situazione sicurezza nelle nostre città e anche nei nostri paesi, perché insomma Viareggio, dove è accaduto il terribile fatto di cui avete capito, non è certo una metropoli. 0292947222. Avete capito come si fa in questa trasmissione? Certo, si entra in diretta e si dicono le cose che si pensano, sempre senza filtri né censure, qualunque sia il vostro pensiero, io lo ascolto, e certamente poi tra un pensiero e l'altro vado a leggere i vostri WhatsApp e le segnalazioni che mi arrivano. Questa l'ho anticipata, ho anticipato le agenzie qualche ora fa, ma adesso è ufficiale. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, è il candidato del centrodestra per le elezioni in Liguria. Bellissima notizia, perché il sistema a Genova ha funzionato, abbiamo reinventato il ponte di Genova, abbiamo fatto a meno di una burocrazia schifosissima inventata dal PD, abbiamo visto che le opere importanti si possono fare, basta volerlo. Marco Bucci rappresenterà la Lega e il centrodestra in Liguria. Le prossime elezioni si tengono tra poco, il 27 e 28 di ottobre, e la Pontida del 6 di ottobre serve anche a questo, a lanciare certamente le elezioni in Liguria con Marco Bucci candidato del centrodestra, ma anche quelle dell'Emilia Romagna che arriveranno in novembre. Poi via via, signori, si deciderà di votare in Umbria, si deciderà di votare in Toscana. Ullala! Tornando alla frase di Luca di Bologna, che diceva giustamente queste cantanti che devono far vedere assolutamente le chiappe, altrimenti non fanno successo, e tiro l'acqua al mio mulino. Perché? Perché li abbiamo avuti ospiti qualche settimana fa su queste frequenze, i White Hot con l'H, scritto wine hot. E signori, questi lo sapete che sono andati a Castrocaro? E lo sapete come si sono posizionati? Sono arrivati terzi a Castrocaro, storico festival assolutamente dimenticato, perché c'è solo Sanremo. C'è stato Castrocaro sabato scorso, cercatelo su Instagram, i Wine Hot, scritto wine hot, con la canzone bellissima, simpaticissima che hanno proiettato proprio qui nei nostri studi l'altra settimana, arrivati terzi a Castrocaro, complimenti da Domodossola, Verbano Cusi Ossola, una canzone intitolata Vestito con stile, che trovate su tutti gli store digitali e su YouTube. Chiaro che vi rinvito ancora. C'è qualcuno che vuole parlare con me? 0292947222. Why not? Non hanno fatto vedere il culo a nessuno, a differenza di quello arrivato primo a Castrocaro, che non nomino perché non mi ricordo come si chiama, però l'ho visto e ragazzi, era un ragazzo che voleva fare la ragazza. Non ho capito perché. Cosa c'entra con la musica mettersi il reggicalze per cantare sul palco? Boh. Pronto? Sono Gianni da Genova. Ciao Sammy. Ma hai detto why not e mi ricordavo le onde libere del grandissimo Giulio, Poseidone, Toghe Lucane e why not. È vero, è per quello mi sono confuso per quello, è vero.
E c'eri anche tu, perché facevi Mister Jacopino. Ce le abbiamo ancora, le abbiamo queste registrazioni, sì. Sono registrazioni da rimandare in onda, perché Vero. purtroppo non si capisce niente. Si continua sempre a non ricordare le cose brutte e non cercare di migliorarle. Ora, per quanto riguarda la questione del presidente della regione, Bucci però è il sindaco di Genova, cioè è dal 2022 che è ritornato a fare il sindaco. Adesso poi cosa bisogna fare? Bisogna che lui poi si dimetta da fare il sindaco e ci sarà un'altra manfrina per fare poi l'elezione di un sindaco. Io non riesco a capire perché non si sia trovata una soluzione, ma lo capisco, perché Fratelli della NATO e Forza Italia sono dei nemici completi non solo della Lega ma del paese, ricordiamocelo bene, perché se adesso la Melona vuol parlare, vuole interloquire addirittura a Palazzo Chigi con il sicario numero 1 dell'economia italiana, uno che non ha mai lavorato come Mario Draghi, la vedo brutta anche per questo governo, perché non so come si potrà andare avanti con queste situazioni qua, di essere proprio prostrati alla porcheria di questa cosiddetta Unione Europea. Parole sante, Unione Europea che sì, farà parlare ancora Trump, prima in un Europarlamento, poi in quell'altro. Trump, sto leggendo la notizia di Trump ancora con la Harris che ride, perdonami, non la sopporto. No, farà parlare ancora Draghi, certo, e da una parte e dall'altra, e soprattutto ci sembra strano, sai, come capitò qualche anno fa che era arrivato Monti, dice ma questo da dove arriva? L'hanno fatto senatore a vita, è diventato presidente del Consiglio. Non vorremmo che ritorna Draghi, e infatti c'è la sua faccia sorridente, anche lui come la Harris, che gira in rete. 0292947222, dite la vostra su qualunque argomento, io vi ascolto. Pronto? Pronto, signor Sammy? Voilà. Stefano del Brembo, non ti sento a 5 anni, complimenti alla voce di un ragazzino. Anche tu Stefano, come stai? Ti vogliamo un bene immenso, stringo per voi, e a 5 anni difficili, col virus e spariti i genitori, stringo. Oh mamma. Grazie per te, e volevo dire a Matteo Salvini che per me è il miglior politico italiano dal dopoguerra, che andare a processo un ministro degli interni gli hanno tagliato le gambe, e anche Berlusconi gli ha consigliato di non fare 50 anni a processo. Ha lottato contro gli scioperi, spero che mi ascoltate, e lunedì è stata una vergogna dell'Italia. Ragazzi di 20 anni, 25, più bravi di me in giro a piedi a mezzanotte alle 2. Ha fatto il precetto e era fascista. Cioè, Matteo Salvini, io lo amo troppo, un ragazzo d'oro di 50 anni, gli tagli le gambe, lo mandi a processo, lo intimidisci. È una vergogna dell'Italia lunedì quello che è successo a Milano. Ti voglio bene, Sammy, sempre con voi, mandami un'email perché sono ancora un tesserato. Ma grazie caro, un piacerone averti risentito, anche se purtroppo, certo, le sconfitte della vita non mancano. A proposito di Matteo Salvini, e sarà a Cantù proprio questo venerdì 13 settembre, ore 20:30, alla festa della Lega presso il Campo Solare in via Giovanni da Cermenate. Matteo Salvini a Cantù questo venerdì 13 settembre, ma ne parleremo naturalmente più avanti. No, vi stavo dicendo che a proposito di Europa c'è sta cosa che insomma si dovevano riunire, invece hanno rimandato, e i siti scrivono che la maggioranza Ursula ha bloccato la von der Leyen su chi? Ma naturalmente lo scrive Repubblica, sul soffitto, che volevamo candidare noi e darci una presidenza, una vicepresidenza, barboni, straccioni, pezzenti europei, e non ci danno manco quella, perché il PD italiano ha detto no, noi non votiamo Fitto assolutamente, si sono sparsi la voce, e adesso
prendere o lasciare, ci deve essere una trattativa. Meloni accerchiata fa appello al PPE per uscire dall'angolo. Naturalmente è sempre Repubblica che scrive queste baggianate, però capite perché si è rimandato tutto quanto, così racconta il PD, e quando dice il PD vuol dire che è vero. C'è ancora qualcuno? No, parlo da solo. E allora leggo un po' di WhatsApp, signori. Grazie a chi mi sta scrivendo, grazie a chi mi ama e a chi mi odia, ma soprattutto a quelli che mi odiano. Certo, ce ne sono ancora tanti, fin dai tempi della secessione, ragazzi. Oh, tanti marocchini. Oh, ma che cosa ho detto? Perché ho detto che qualcuno, mica tu che ci stai ascoltando, mangiate cani e gatti? Per me sì, succede, ragazzi. I cigni, quanti cigni avete fatto sparire in note località balneari? No, assolutamente. Fa checking, le minga vera, Sammy Varia, assolutamente no. E tutti gli animali scuoiati sul marciapiede a Milano perché è il vostro festival religioso e allora bisogna mangiarli facendo naturalmente, certo, bisogna scuoiarli pian piano, fai così e deve uscire tutto il sangue, che halal sei, altrimenti sto facendo incazzare i marocchini oggi. Come mai sta cosa? Mi ha scritto questo e io gli rispondo. No, approfitto, visto che sto parlando di eventi targati Lega, questo mi è appena arrivato e ve lo leggo, ma tanto poi ve lo ripeterò dopo le 2:30, non so, no, alle 2:15. Cena di fine estate alla sezione della Lega di Valdarno, Toscana, Firenze, questo venerdì 13 settembre. CQ, mi sentite? Mi sentite da Firenze? Pronto, ore 20:30, Osteria di Rendola, cena di fine estate, sezione Lega Valdarno. Poi ne parliamo ancora, certamente. Adesso c'è la pausa, c'è il cinema, c'è la canzone indipendente, ragazzi, con un artista storico perché è uno dei più anziani d'Italia, che ha pubblicato un intero album che ora sta uscendo anche in vinile. Tra poco vi trasmetto Detto Ferrante a Guissola, che è arrivato intorno ai 95 anni. Ah, non si dice l'età, non si dice, tra poco. Qui Parlamento. Grazie Presidente Fontana, grazie Sottosegretario Silli, illustrissimi colleghi. Questa proposta di legge, come lei ha ricordato, è l'attuazione per la ratifica e l'esecuzione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Armenia, che è inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, fatto a Roma nel 2019. L'accordo rientra tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione tra l'Italia con i paesi al di fuori dell'Unione Europea, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale. I rapporti tra Italia e Armenia sono attualmente regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959. L'adozione di norme volte ad integrare le disposizioni della Convenzione risponde all'esigenza di regolamentare attraverso la videoconferenza e rendere più rapide le procedure di cooperazione, prevedendo la possibilità di comunicazione diretta tra autorità giudiziarie competenti. Come indicato nel preambolo, per quanto non diversamente disposto dall'accordo, continueranno a trovare applicazione le norme della citata Convenzione europea. L'accordo in esame si compone di 6 articoli. L'articolo 1 riguarda le specifiche forme di assistenza giudiziaria e viene ricompresa nell'oggetto dell'accordo anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni. L'elenco è tuttavia aperto, in quanto la norma si chiude con una clausola finale che ricomprende qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della parte richiesta. L'articolo 2, in breve, prevede la facoltà per la parte richiedente di chiedere che l'altra osservi, nell'esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedimentali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento. L'articolo 3, sempre in breve, prevede che le componenti
che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle autorità centrali individuate dalla Convenzione europea, ovvero i rispettivi ministeri di giustizia. In breve, l'articolo 4 disciplina la comparazione mediante la videoconferenza, che è prevista per l'audizione di testimoni e periti, nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. L'articolo 5, in breve, dispone che le parti si presteranno alla più ampia assistenza anche in materia di accertamenti bancari e finanziari, senza poter rifiutare l'assistenza per motivi di segreto bancario. E infine l'articolo 6 disciplina i termini per l'entrata in vigore dell'accordo, le modalità per la sua modifica e la sua durata. Pertanto, per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 27 giugno, è composto da 4 articoli. In particolare voglio sottolineare l'articolo numero 3, che prevede che agli oneri finanziari per trasferimenti di detenuti, traduzioni, videoconferenze, stimati in euro 67.835 all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Grazie mille. Qui Parlamento. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta. È un maledettissimo incubo. Faremo separare i tuoi genitori. Un film che piacerà ad adulti e bambini, con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis e Valentina Barbieri, diretto da Gianluca Ansanelli. Come far litigare mamma e papà, dall'11 settembre al cinema. Dai produttori Leonardo DiCaprio e Mike Medavoy. Ozzy e anche una influencer molto famosa. Una storia sul coraggio, Tu sei l'unico che conosce la foresta. sull'avventura, sull'amicizia. Sembra divertente. Ozzy, la voce della foresta, dal 19 settembre solo al cinema. Non perdere la nuova edizione di Cinema in Festa. Dopo un'estate da record dal 15 al 19 settembre, andare al cinema costerà solo 3,50 € per tutti i film e in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
Si intitola proprio così, Mar Mediterraneo, questa canzone molto profonda, uscita circa un annetto fa, ma proprio in questi giorni esce l'album in versione vinile di Detto Ferrante Anguissola, il cantautore più longevo d'Italia. Pensate, classe 1932. Ed ecco che con la versione vinile del suo album la sua voce è ancora più calda. E glielo devo dire a mio figlio Elia, che oltre a giocare con altoparlanti, mixer, fili, cavi, ha tirato fuori il vecchio giradischi. E che cavolo, usiamolo sto giradischi. Lo dico soprattutto appunto ai giovani che ce l'hanno lì e dicono: che faccio, lo uso, non lo uso, lo provi una volta. Il rito di prendere il disco, metterlo su la puntina, puntare, eccetera, è anche un rito molto romantico che secondo me fa effetto anche sugli amici e soprattutto sulle amiche. 14:10, buon pomeriggio, buon mattino per chi mi segue in replica. Sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, pura controinformazione. Sì, siamo anche cretini a fare informazione normale, la fanno tutti. Noi facciamo controinformazione e siamo ancora più cretini, ma va bene così. Segui la Lega, informazione targata centrodestra. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Chiamatemi cretinetti, cos'è che mi mettete in onda? Cos'è che ho vinto? Ho vinto qualcosa? No, la telefonata, pensavo di avere vinto qualcosa. No, il libro della slime, no, abbiamo detto aspettiamo che faccia più freddo, ce l'abbiamo bisogno per accendere il camino. E sta cosa, quanti libri della slime ci hanno spedito qui in Bellerio? Non li vogliamo! Che d'altronde deve vendere, non c'è nessuno che compra, la fila per il firma copie era inesistente. Gli facciamo tanti auguri perché giustamente benvenuta nel club alla slime. 0292947222, questo è il nostro numero. Chi vuole parlare in diretta senza filtri con Sammy Varin deve fare 0292947222. Ma anche voi che non potete o non sapete parlare, non c'è problema, scrivete 340 6709 659, i WhatsApp li accettiamo, non siamo mica razzisti. C'è qualcuno in linea? Pronto? È pronto, buongiorno, complimenti per la vostra trasmissione, tutto. Volevo sapere come poter parlare in privato con voi. In privato addirittura, perché così siamo in diretta. Per chiamare in privato devi aspettare la fine della trasmissione. Se richiami questo numero dopo le ore 15 e ti mettiamo in privato, ti passiamo o Sammy Varin, ma è sempre occupato col Sammy Varin, una brutta persona, oppure comunque ti facciamo parlare con chi vuoi. Dopo le 15, ecco, perché adesso in privato... Grazie mille, dopo le 15 richiamo. Grazie, ciao. Ciao. Grazie, fanno tutti così, ti fanno i complimenti dopo quando chiamano in privato. Lei è un brutto, ma succede, tutto bene. Appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio, vi dicevo, ce ne sono tanti anche con l'estate che sta finendo, non ci fermiamo con le feste e anche con i congressi. Se siete giovani e di Bergamo, l'appuntamento è per questo venerdì 13 settembre alle 20:30, ci si trova nel locale Farina Company di Bergamo con il congresso e la cena dei giovani della Lega. Ore 20:30, Bergamo città. Per tutte le informazioni potete chiamare Elisabetta al 340 3963 234. Tra gli appuntamenti da non scardare targati Lega, signori, la festa del Monviso. Domani o dopo ne parliamo nel Magna Magna, perché questa è una festa storica, identitaria della Lega, ma anche una roba da mangiare in compagnia. Questo sabato 14 settembre festa del Monviso a Pian della Regina, Crissolo, provincia di Cuneo. A seguire pranzo. Chiamate Paolo al 348 92 11671. Lo ripeto, 348 92
11671. La vecchia Lega, la Lega di oggi, ma anche quella di domani, si trova con il grandissimo Calderoli, Molinari, Bergesio, ma anche con la Lega del Piemonte, questo sabato 14 settembre, ore 10, al Pian della Regina, alle sorgenti del Po. E per ricordare anche ciò che abbiamo fatto tanti e tanti anni fa, la nascita della Padania. Festa della Lega a Cantù, per chi non vuole andare così lontano, rimanete qui nell'Interland, 13, 14, 15 di settembre, presso il Campo Solare in via Giovanni da Cermenati a Cantù, Como, Lega Cantù in festa con Matteo Salvini. Questo venerdì 13 settembre. Ore 20:30 arriva Matteo Salvini alla festa della Lega di Cantù, provincia di Como, ma raggiungibilissimo da Monza, da Milano, da tutta la Brianza, Comasca e non, presso il Campo Solare, via Giovanni da Cermenate. Chi ci ascolta dal Piemonte non può non aver segnato in calendario, ma magari non lo sapete ancora perché da pochi giorni che si legge in giro, il pranzo di domenica 22 settembre, pranzo con la Lega, per mettere i puntini sulle i sulla politica dell'autunno-inverno. Domenica 22 settembre ore 13, Torino città. Ristorante Calaluna, Piazza Derna 238, sarà presente l'onorevole Riccardo Molinari, segretario della Lega Piemonte e capogruppo alla Camera, ma naturalmente grande Lega a Torino e in Piemonte. Cosa si mangia? Ho voluto sapere anche questo. Pranzo con la Lega di domenica 22 settembre ore 13, 25 euro, sentite un po', per mangiare antipasto di salumi, gnocchetti sardi al ragù, maialino al forno con patate e arrosto. E vabbè ragazzi, dolce e caffè, vino in caraffa e acqua, tutto a 25 euro. Diciamo che è un prezzaccio che non si trova da nessuna parte e magari riescono anche a ritagliare qualche euro pro Lega di Torino. Io non lo so, però ragazzi, se ci ascoltate dalla zona, prenotate. Domenica 22 settembre ore 13, pranzo con la Lega a Torino, ristorante Calaluna. Contattate Fabio Tassone, lo abbiamo sentito l'altro giorno, segretario della Lega di Torino, cercate naturalmente su internet tutto quanto. Ancora appuntamenti da non scordare, targati Lega ragazzi, sul territorio ce ne sono e come, non si smette di festeggiare ma soprattutto di fare, speriamo, buona politica, sempre in Piemonte a Cortazzone, non in provincia di Cuneo ma di Asti, prima mi sbagliavo, sabato 28 settembre c'è la festa provinciale della Lega a Cortazzone Asti, presso il centro sportivo cortazzonese, dalle 19:30 si mangia, si beve, ma soprattutto ragazzi c'è la musica con uno storico amico di Radio Padania, ancora ai tempi signori, sto parlando di Piero Montanaro, che salutiamo con tanta simpatia e affetto, in compagnia di Marco Zeta, sballone, liscio e non soltanto. Se siete in zona, sabato 28 settembre, festa della Lega a Cortazzone Asti, a partire dalle 21 si balla con Piero Montanaro e Marco Zeta e naturalmente i big della Lega come Riccardo Molinari, Andrea Giacone, Fabio Carosso e compagnia bella. La Pontida dei giovani, e c'è anche quella, minimo prima della Pontida nazionale del 6 di ottobre, sabato 5 ottobre a partire dalle 17:30, i giovani, ma anche quelli diversamente giovani, si trovano sul Sacro Pratone e anche qua è un'esperienza da fare, cioè chi viene alla Pontida nazionale e molti di questi sono furbi, arrivano il giorno prima e minimo cominciano a curiosare sul Pratone, si intrufano, si imbucano dentro nel tendone con i giovani della Lega e ce ne sono centinaia ragazzi quando arrivano a Pontida i giovani, bella idea per sentire parlare la Lega più giovane ma anche, ribadisco, per fare un po' il punto della situazione politica dove va la Lega dei giovani insieme a quella dei più grandicelli. Sabato 5 ottobre a partire dalle 17:30 i big della Lega si ritrovano con i giovani sul Sacro Pratone di Pontida. Poi
chiaramente domenica 6 ottobre la Pontida nazionale alla quale si partecipa da tutta Italia, ci sono i treni da ogni parte d'Italia, i pullman da ogni parte d'Italia. Contattate la sezione della Lega nella vostra zona, vedrete che parte un pullman anche da quella parte. Ci saremo noi di Radio Libertà, c'è bisogno di dirlo, noi da sempre rappresentiamo la Lega, il centrodestra e una buona politica che speriamo sia sempre molto buona e sempre meglio. C'è lo stand di Radio Libertà. Domenica 6 ottobre saranno, immagino anche quest'anno, a Ferro di Cavallo intorno al Sacro Pratone. Cercate la scritta Radio Libertà e cercate il cappellone Sammy Varin. Io sarò in prima fila a intrattenervi, ma ci sarà l'intero staff di Radio Libertà sparso tra il Pratone, lo stand, il retropalco, perché faremo interviste ai big della Lega. Tutto in diretta su questo canale e sul canale 252 del televisore per quelli che non potessero venire. Certo, almeno una volta nella vita a Pontida bisogna arrivare, perché è diventata una gigantesca festa di paese, con bandiere di ogni parte d'Italia. Si parlano le lingue e i dialetti di tutta Italia, ma soprattutto gnam gnam. Ci sono i prodotti di ogni parte d'Italia, perché ci sono gli stand di tutte le regioni e ogni regione porta da mangiare, da bere in distribuzione, soprattutto i prodotti locali. E devo aggiungere qualcosa? Portatevi una sportina, un sacchettone, perché è come fare la spesa, ragazzi miei, e vi assicuro ci sono dei bei ricordi da portarsi a casa da Pontida anche quest'anno, se non fossero proprio quelli di Radio Libertà. Il nostro orologio di Radio Libertà, ragazzi, ricordi pazzeschi che dovete assolutamente portarvi a casa, un orologio con scritto Radio Libertà che non ha nessuno, perché è da collezione, perché ne abbiamo fatto un numero minimo, tipo 20. Quanti ne abbiamo fatti? Una ventina, non di più. Quindi se non ve lo prendete a Pontida, potreste prendervelo allo Spiedo Padano, che ci sarà prima di Pontida. Lo abbiamo dovuto rimandare per il maltempo, ma poi vi darò la data esatta. Chiaro che chi arriva a Pontida si porta a casa l'orologio di Radio Libertà da collezione e, vi dico una notizia che magari non sapete, il portachiavi in legno con inciso Radio Libertà. Anche questa è una cosettina che diciamo non hanno in molti, anche questo a tiratura limitata, perché siamo barboni straccioni e quindi non possiamo farne troppi, ne avremo stampati forse 20-30 al massimo. I primi che arrivano se lo portano a casa. Guarda qui l'orologio, signori, che ci guarda sui social, sul 252, ne abbiamo uno di là in redazione che tutti lo guardano, tutti vorrebbero prenderlo. Col cavolo, è dimostrativo, è solo da guardare e non toccare. Se volete l'orologio di Radio Libertà, 6 di ottobre, Pontida, Pratone di Pontida, stand di Radio Libertà. Cosa costerà? 10-15 euro, me lo portate a casa di sicuro. Chiaro che il portachiavi occupa meno spazio dell'orologio e più o meno sarà sempre quel prezzo. Decidete voi, non aggiungo altro. Sì, lo spiedo, stiamo definendo i particolari, perché l'abbiamo dovuto rimandare. Lo Spiedo Padano che si doveva tenere domenica scorsa a Rovato, lo abbiamo rimandato a fine mese e probabilmente arriverà il 29 di settembre, ma vi sapremo dire qualche cosa più avanti. Ancora comunicazione targata Lega, signori, che io la chiamo controinformazione, perché ormai avete capito, ce l'hanno tutti quanti con noi, ci vogliono far fuori, anche i giornalisti. Oh, che novità è mai questa, veramente. Però ci sono alcune cose, insomma, che se non ci fossimo noi a dirle, ad esempio la scuola che festeggia il Ramadan. Ci siamo incazzati un anno fa. Quest'anno quella scuola a Pioltello, nell'Interland di Milano, ha deciso di rifesteggiare il Ramadan chiudendo per il giorno della fine Ramadan. Signori, arrivano le prime defezioni dalla scuola che festeggia il Ramadan. Le famiglie,
quelle italiane sono pronte a cambiare istituto. Ma guarda, alcuni migrano a Cernusco, altri in una scuola vicino, una mamma si sfoga dicendo scelta necessaria, non si può tener conto solo delle esigenze di chi è islamico. Che coraggio, ragazzi miei, mamma mia! Vabbè, no, perché voi non è capitato, a quanta gente qui a Milano è capitato di dover spostare i propri bambini da scuola perché erano quasi tutti stranieri, con tutto il rispetto, signori, ma se non parlano una sola parola di italiano e arrivano in terza, quarta elementare e la classe che fa? Deve ricominciare da capo dall'ABC? Capite un attimo? Ah, razzista di un Semivarin, cosa vuoi fare? Le classi ponte? Ah, vergogna! Guarda questa, gruppo di anarchici assalta ancora la polizia per liberare un clandestino. Marocchino clandestino, e io lo libero. Ma questi... Cioè, l'avevano già fatto a Torino l'altra estate, ti ricordi? Lo stesso gruppo anarchico di Torino aveva tentato di liberare un pregiudicato marocchino assaltando gli agenti e bloccato un rimpatrio da Lampedusa. Cioè, questi, che poi qualcuno è anche violentatore, ma meglio ancora, se è violentatore vuol dire che è dotato, no? Questi si divertono, comprese le donne, signori, a liberare i clandestini per far vedere, Salis docet. No, la Salis non c'entra niente. Sui clandestini non ha ancora imparato a parlare. Parlerà. Santa polenta, per fortuna, certo, la buona notizia del nuovo sindaco di Genova, scusa, mi confondo, il sindaco di Genova non è nuovo, ma sarà il nuovo presidente della regione Liguria. Tocchiamo ferro, mica che vinca il PD, ragazzi. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, questa mattina ha scelto di candidarsi per il centrodestra per le elezioni in Liguria. Bella lì! 27 e 28 ottobre si vince? Ascoltate, domani la Lega Liguria alle 11:30 si farà il punto anche di questo e speriamo insomma che ci siano e arrivino lentamente buone notizie. Intanto l'Europa si blinda contro gli immigrati. Dopo anni di politiche di ultraaccoglienza, ora si rendono conto di un certo pericolo e decidono di rimandarli indietro. Ma che simpatici che sono quelli della Germania. In Germania si tolgono dalle scatole i migranti che non sanno lavorare o lavorano male o semplicemente sono piuttosto violenti, diciamo così, rimandandoli da noi. E allora tiriamo sul cursore in regia e ascoltiamo Silvia Sardone su Facebook proprio sulla Germania che si blinda contro gli immigrati. Ma guarda un po' che simpatica, sentiamo. Incredibilmente, dopo anni di politiche pro porte aperte, il governo a Berlino ammette di aver paura e chiude definitivamente l'era dell'immigrazione selvaggia. La Germania, infatti, intende ripristinare i controlli alle frontiere per dare un giro di vita all'immigrazione irregolare. Un portavoce del governo ha spiegato che lo scopo della misura è proteggere la sicurezza interna dalle attuali minacce poste al terrorismo islamico e dalla criminalità transfrontaliera. Eppure per anni la sinistra aveva fatto propaganda sulla necessità di accogliere di più. Bisogna ricordare che questo governo continua a finanziare con 2 milioni di euro l'anno e fino al 2026 le ONG, un totale controsenso. Evidentemente però la serie di attentati sempre più pericolosi ha fatto intendere a Scholz e compagni che bisogna cambiare rotta. Ben svegliati! D'altronde in tutta Europa c'è un ripensamento su anni di politiche immigrazioniste. In Danimarca si pensa a una stretta, la Svezia si ritrova con l'enorme problema dei ghetti, la Francia da anni convive con aree del paese dove lo Stato non esiste più. È del tutto evidente che si stanno rendendo conto che non si può andare avanti così. In questo contesto la sinistra italiana che cosa dice? Rimane quella più pro-immigrazione d'Europa. Vuole dare la cittadinanza a milioni di migranti e favorire le ONG nel portarci clandestini. Schlein, Boldrini e soci non si sveglieranno mai. Perché ora la sinistra brava Silvia Sardone da Facebook, signori. E certo, qui in Italia la sinistra che fa? Dà la cittadinanza onoraria agli immigrati. Certo, li illude che diventano italiani così per una sciocchezzuola. Guarda qua, i sindaci PD si inventano la cittadinanza onoraria per i figli di immigrati. Chiaramente loro lavorano sempre con l'effetto
fette di salame sugli occhi, quindi tutto quello che fa il PD lo ripetiamo a Milano, a Torino, a Bologna, a Roma, tutto qua, e anche a Firenze, signori, l'ultima città che ha aderito a questa stupenda proposta di dare un foglietto di carta ai figli di immigrati dicendo: ecco, sei italiano. E quello ti guarda e dice: vabbè, allora lo ero anche prima, che cavolo cambia? Non cambia assolutamente niente. Lo abbiamo capito, certamente che lo abbiamo capito, però così si invoglia la gente ad arrivare in Italia. E quando ti cacciano dalla Germania, dove andiamo? Ma andiamo in Italia, ma minimo, lì ti danno anche la cittadinanza onoraria, che chissà cosa diventi poi. Santa polenta, va bene, siamo in democrazia, ognuno può fare quello che vuole, però capite insomma che quando il resto dell'Europa dice forse ne abbiamo presi un po' troppi, abbiamo già preso tutti quelli che sapevano lavorare, che avevano un diploma, che avevano fatto scuole importanti, eccetera, li hanno presi in Germania, in Danimarca. Adesso sta arrivando la feccia. E che ne facciamo di sta feccia? E molti di questi poi per sopravvivere spacciano, rubano, picchiano, violentano, esplodono, eccetera. Dove li mandiamo? Ma li rimandiamo da dove sono arrivati. In Italia, certo, siamo noi il ventre molle d'Europa, grazie naturalmente al PD che invoglia ancora di più ad arrivare, grazie anche al Papa che benedice Casarini, bravo Casarini, e dà le offerte che date voi la domenica in chiesa proprio all'ONG di Casarini, Sam Kunsha. Ma qua mi fermo, non devo dire altro perché tra pochissimo arriva la musica indipendente, ma soprattutto arriva l'artista indipendente. Tra poco ci colleghiamo con Cherasco in provincia di Cuneo, arriverà Sara Naldi. Qui Parlamento. Grazie Presidente e grazie signor Sottosegretario. La proposta di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre del 2019. Il provvedimento, già approvato in prima lettura dal Senato il 9 maggio 2023, ricalca il modello di analoghi accordi di cooperazione in materia di difesa. Il suo scopo è fornire una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, inducendo altresì effetti positivi indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi. A riguardo è opportuno ricordare che il Ghana conta oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani, e occupa un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. Ex colonia britannica, il paese, primo tra le nazioni dell'Africa subsahariana, ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1957, entrando da allora a far parte del Commonwealth. È una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell'industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo, membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità Economica degli Stati dell'Africa occidentale. Il Ghana risulta essere tra i principali fornitori africani di truppe per le operazioni di peacekeeping nelle Nazioni Unite. Venendo al merito dell'accordo, che consta di un preambolo di 16 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate, individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, cioè in particolare lo sviluppo e l'aggiornamento della politica della difesa, la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione, la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività che minacciano la sicurezza dei mari, lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite. I Ministeri della Difesa delle due parti sono indicate quali autorità competenti per l'attuazione dell'accordo, mentre tra le aree di cooperazione vengono annoverati i settori di supporto ad iniziative commerciali connesse a materiali e servizi per la difesa, formazione delle forze armate e della sanità militare e le delegazioni militari. I successivi articoli disciplinano l'organizzazione delle attività addestrative, la cooperazione del settore degli equipaggiamenti militari, anche con accordi tra i due governi, e gli aspetti finanziari e quelli giurisdizionali.
Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati dalla parte ospitante, la regolazione dell'ingresso e della permanenza reciproca di personale, i requisiti sanitari, le condizioni di cessazione anticipata dei programmi di scambio e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate. L'accordo definisce infine la modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative e i termini per la sua entrata in vigore e per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti. Qui Parlamento.
Io non so se ha già compiuto i 18 anni, so che la sua è musica mother pop, amori adolescenziali, gira, fa serate da tutte le parti, concerti, concorsi di canto da anni e anni, e anche quest'estate ha girato come non mai. L'ultimo giro che ha fatto lo ha fatto addirittura al Festival di Castrocaro, perché era finalista. Signori, abbiamo ascoltato Sei come me di Sara Naldi. Ciao! Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ehi là, ma gli hai compiuti 18 anni? No, ne ho ancora 17, sono ancora minorenne. Cioè, capite? Questa ha 17 anni, ma è da anni che fa musica, ragazzi. Oltre a questa canzone, Sei come me, e sbirciate su YouTube, lo stiamo proiettando in questo momento, il video, semplice, facile, 23.000 visualizzazioni in poche settimane. Questa praticamente ogni anno, ma anche meno, fa un pezzo nuovo, ragazzi. E che successo? Guarda, ce li ho qua. Dunque, impossibile, 63.000 visualizzazioni, rette parallele 58.000, Summer Tango 71.000 visualizzazioni un anno fa, solo su YouTube naturalmente. Sara Naldi, che cosa sei? Una vecchia canzone. A 17 anni, che cosa sei? Allora, io ho iniziato a cantare grazie a mio nonno, che solo lui aveva scoperto questo grande talento dentro di me. Adesso mio nonno non c'è più da 2 anni, però grazie a questa scoperta di questo talento mi ha fatto iscrivere a un inizio con un piccolo talent del paese, e da lì è iniziato il mio percorso, andando a scuola di canto da vari vocal coach sempre del paese, perché io abito in un paesino, Bricco di Cherasco, in provincia di Cuneo, quindi non è che ci sia molta scelta di contest o di insegnanti di canto, però ho iniziato nel mio piccolo paese ad andare avanti, e grazie appunto a questo talent che mi ha fatto partecipare mio nonno, ho vinto la borsa di studio, l'accademia a Roma con Marinella Nava, e da lì è nato il mio percorso di canto, il mio percorso canoro, che sto approfondendo man mano adesso che sto andando avanti. Capite, signori, è un imprinting. Sono una studentessa, devo andare al 4º anno del liceo linguistico. E meno male che vai avanti a studiare, assolutamente certo, sì. sempre. Però tuo nonno ti ha dato un imprinting bellissimo e tu lo stai portando avanti anche, ricordandolo, e sei arrivata a Castrocaro, Azzolina, sabato scorso. Questa cosa non me l'aspettavo, è un grandissimo, sono felicissima del traguardo che ho preso, che ho fatto, e sono entrata in 10 finalisti. È stata un'esperienza meravigliosa, diciamo che è andata molto bene per quanto riguarda la giuria tecnica, presieduta dal presidente di giuria Beppe Vessicchio, il maestro Beppe Vessicchio, e lì è andata benissimo. Nella parte web un pochino di meno, però devo dire che è stata un'esperienza veramente bellissima, e non lo so, eravamo in tantissimi e sono entrata nei 10, quindi è stata un onore stupendo. Vorrei vedere, ragazzi, anche perché, ribadisco e discoriba, stiamo parlando di una ragazza di soli 17 anni che ha bruciato le tappe facendo un grandissimo successo, non soltanto locale nella sua zona, che era Ascoli, provincia di Cuneo in Piemonte, ma anche nel resto d'Italia, perché attraverso internet siete andati a ricercarla, Sara Naldi, che poi ti chiami Sara Rinaldi, e lì bisogna fare attenzione, perché se scrivete Sara Rinaldi su Facebook o su Instagram magari saltano fuori altre persone, eccetera. Controllate che sia proprio lei, Sara Rinaldi, che si chiama in arte Sara Naldi, che è stata a Castrocaro sabato scorso, ha avuto un grandissimo successo, ma soprattutto ha fatto l'ultima canzone intitolata Sei come me, che abbiamo appena ascoltato e di cui stiamo sbirciando il video. Sara, posso soltanto dirti brava, vai avanti così, complimenti, ma ti chiedo anche che cosa bolle in pentola, visto che da quanto ho capito, sì, quarta liceo scientifico, ma non ti fermi, cioè ho sbirciato sulla tua pagina Facebook, ma anche a Ferragosto tu suonavi, cantavi in giro per i locali. Dove sei stato a Ferragosto?
Ma io sono andata a cantare all'Isola d'Elba e mi hanno invitato a cantare all'Isola d'Elba, è stata una cosa stupenda perché non mi aspettavo questo invito, è stato bellissimo, c'è stata tantissima gente, tantissime persone venivano dall'estero, mi hanno sentito cantare, avevo questo accompagnatore che suonava il pianoforte, è stato anche lì molto, molto bello, ho fatto 3 giorni intensivi solamente di musica e poi anche di mare perché mi sono rilassata un po'. Giustamente. Tra una canzone e l'altra ti buttavi in acqua. Cosa devo dire, Sara? Veramente siamo un po' invidiosi e immagino quanti artisti sono un po' invidiosi, dicono cavolo, così giovane, sta facendo successo, è arrivata a Castrocaro, si è fatta ascoltare e votare da Beppe Vessicchio, signori, e chi non lo conosce, ullala, le fotografie insieme a questo, a quell'altro, insomma, veramente belle esperienze per la tua giovane età, ma non finisce qua. E allora che cosa bolle in pentola? Dove stai puntando adesso? Io sto puntando a Sanremo Giovani perché con l'età giustamente si può, io sto puntando a Sanremo Giovani, poi viene quello che viene, però essendo passata nei 10 finalisti di Castrocaro dico magari può succedere anche qualcosa con Sanremo Giovani, quindi ho detto proverò a buttarmi con Sanremo Giovani. È minimo, e dai, conti, diciamo, già lo avvisiamo già, no? Non si sa mai. Intanto però certamente Sara Naldi, non fare complimenti quando passerai da Milano, ricordati che c'è una delle tante radio che ti trasmette, in questo caso Radio Libertà, che ti aspetta qui nei nostri studi. Quando vuoi, abbiamo le porte sempre aperte. Sì, certo, volentieri, vengo volentieri, certo. Grazie Sara, alla prossima canzone, mi raccomando, avvisami che te la passiamo. Va bene, grazie, Ciao, buona musica e buona scuola naturalmente, perché è cominciata pure quella. Avete sentito ragazzi che roba? Sara Naldi da Cherasco in provincia di Cuneo, pazzesco! 1/4 d'ora alle 15, sto per andarmene, ma prima un saluto alla Sardegna che ci ascolta e i sardi sono sempre più arrabbiati. Questa volta su cosa? No, sempre su quello. Il problema è pale che girano, ma anche pannelli fotovoltaici che bruciano in questo caso. Guarda qua, in Sardegna stanno risolvendo il problema dello scempio dei pannelli fotovoltaici. Sai che li mettono da tutte le parti, i campi non ci sono più, mettiamo pannelli fotovoltaici. Distrutto nella notte il magazzino che li stoccava, bruciandoli prima della loro installazione in un terreno agricolo. Sì, poi li volevano mettere anche nella zona dei cavallini della Giara, signori, se tacciamo di infinite cose, qualcosa che non funziona c'è, e il problema è che a livello nazionale non se ne parla. Io non so, governo, non governo, abbiamo capito che ci sono facilitazioni per fare la casa green, per mettere il pannello fotovoltaico al posto del campo e per le pale che girano, e quanto girano ste pale, le mettiamo in mezzo al mare, ma no, mettiamone un po' qua, un po' là. Santa polenta, stiamo un po' esagerando perché la Sardegna, insomma, è un'isola ancora molto incontaminata in certe zone, e dove è incontaminata allora ci mettiamo i pannelli fotovoltaici. Sono scemo io? Probabilmente un pochettino, ma sicuramente non lo sono i sardi che si stanno facendo giustizia da soli, e senza ammazzare nessuno certamente, ma distruggendo questo scempio. Noi tacciamo di infinite cose, non diamo la ragione a nessuno perché la ragione dei fessi, ma soprattutto sta nel mezzo, e io vado avanti con la controinformazione, minimo la faccio solo io, salutando Gerry Calà, che abbiamo intervistato qualche mese fa e che ha fatto uno stupendo appello a tutti i giovani: usate meno i social, tornate a corteggiare, più contatto, meno chatto. Applauso variniano. Bravo Gerry Calà, i gatti di Vicolo Miracoli.
Salvini, certo, e ne avete parlato anche voi nelle vostre telefonate oggi. Contro Salvini un processo politico voluto dalla sinistra, ma in generale contro la Lega. Avete visto, ci sono state strane ricerche in questi anni, cercando di carpire notizie assolutamente private su questo o quell'esponente della Lega, che poi venivano sbattute in prima pagina sui giornali. Qualcosa di strano c'è, noi lo stiamo denunciando da mesi, forse da anni, chissà mai che qualche giornalone se ne accorga. Intanto, giustamente, contro Salvini, un processo politico voluto dalla sinistra. Nelle ore in cui emergono inquietanti informazioni sui dossieraggi di pezzi di Stato contro la Lega, nel silenzio dei media, sabato è attesa la requisitoria della pubblica accusa nel processo Open Arms, dove Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona. Tanto per avvisarvi, perché tanto non ne parla nessuno, hanno altro a cui pensare. La boccia, dove andrà la boccia? Ieri sera non è andata dalla Berlinguer, guarda un po', aveva paura delle domande della Berlinguer, ma non temere, boccia, te la facevano facile di sicuro la domanda. Chiaro che se vai da Mentana è ancora più interessante la cosa, che ci stia facendo un pensierino. Guarda qua. Viareggio, dopo lo scippo, lei lo schiaccia con l'auto. Algerino 47enne muore in ospedale, arrestata la donna. Non lo voleva uccidere, ha dichiarato oggi. Certamente, farsi giustizia da soli non è ammissibile. Ma cosa si fa in questi casi? Non è la soluzione. A Viareggio, però, così come in tante altre piccole e grandi città italiane, cittadini, lavoratori, turisti sono esasperati da un'estate di furti, rapine e aggressioni. Lo ha sottolineato il consigliere regionale della Lega in Toscana, Massimiliano Baldini, che torneremo ad ascoltare nelle prossime settimane perché ritorna il focus riservato alle regioni italiane. È chiaro che quello che è successo a Viareggio è la punta di un iceberg esagerato, ti rubano la borsetta, corri dietro al ladro con il SUV, gli vai addosso. No, non lo volevo uccidere, volevo riprendere la borsetta. È chiaro, se avessi avuto una pistola, questa sciura che guidava il SUV forse gli avrebbe sparato e sarebbe stata comunque accusata di omicidio. È un bel problema, ma il problema alla base di tutto è che forse cominciano a essere un po' troppi questi immigrati chiaramente irregolari che fanno il bello e cattivo tempo. Ancora, signori, ecodivieti non hanno nulla a che fare con l'ambiente. Ora anche il sindaco di Milano l'ammette che estendere l'area C serve a sanare il bilancio del comune. La verità alla fine è venuta a galla, sottolinea l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri. La verità è che chiaramente, signori, l'idea che neanche nel weekend puoi entrare in centro Milano senza pagare, oltre chiaramente a tutto che aumenta, per fare qualunque cosa a Milano devi pagare un fotio, è diventata una città esclusiva. C'è qualcosa che non funziona? Se abitate a Milano, fate un giro in centro, magari usate i mezzi per risparmiare e firmate le petizioni che stanno organizzando la Lega, Fratelli d'Italia, il centrodestra in generale in queste settimane. Altra firma importante è quella per bloccare la pazzia delle moto. Sì, la pazzia delle moto che non potranno più circolare, quelle vecchie, quelle storiche, un Harley Davidson dannata, una Vespa, signori, Vogliamo fermare le vecchie moto. Perché? Perché inquinano. Ma guarda un po'. Cerchiamo di fare qualcosa per far sì che questo divieto non scatti, perché se uno ha un vecchio motorino, un vecchio Ciao, non lo può più usare perché si deve comprare quello elettrico, mi sembra veramente una pazzia. E in modo particolare la Vespa divenga veramente veicolo simbolo dell'Italia con un permesso speciale. Torneremo a parlare anche di questo, signori miei. Adesso Sammy Varin se ne va. Certo, ne avete abbastanza di me? No, vi faccio vedere quest'ultima alla fine, guarda, i bambini che tornano a scuola, guarda la vignetta, guarda, è questa che dice: io c'ho il diario di Barbie
e l'altra risponde: io l'agenda Draghi. Zitti che la ristampano l'agenda Draghi. Sammy Varin se ne va, torno domani, certo, alle 7:30, dalle 5 alle 7:30 sono in replica, ma poi sono in diretta alle 12:30. A domani. Avete ascoltato